spazio e se avete delle domande gentilmente alla fine, che lo lasciamo andare tranquillo, se hai bisogno di qualsiasi cosa, basta che mi chiedi. Magari un po' d'acqua, perché sono un po' della Seghini. Va bene, dai. Della Seghese, io o La Veneto? Seghese è benissimo di Ria, no? Questo è già dal vivo, Se andai in diretta? Sì. Ok, perfetto. Va bene, allora, romanizzazione. La romanizzazione è quel periodo praticamente che comprende 2 secoli prima dell'arrivo stabile dei Romani nel nostro territorio, perché il Veneto è una delle regioni, forse l'unica regione del nord Italia, che non viene conquistata militarmente dai Romani, ma viene acculturata. Il Veneto non era chiaramente terra di nessuno, perché comunque prima dell'arrivo dei Romani nella nostra regione si era sviluppata nel corso del primo millennio a.C. Una importantissima civiltà che gli studiosi ritengono essere la più elaborata dopo l'Etrusca in Italia. È la civiltà cosiddetta dei Veneti antichi, una civiltà che nasce tra X e IX secolo a.C. e che si sviluppa essenzialmente nell'areale di pianura, compreso appunto tra la pianura del Veneto attuale e del Friuli Venezia Giulia. Come confini territoriali dei Veneti antichi avevamo verso ovest il corso del Mincio, verso sud il corso del Po, verso nord-ovest i rilievi praticamente i primi rilievi delle montagne e verso est un confine molto più labile era la zona del tagliamento. Qui vedete indicati in questa piantina quelli che sono i maggiori insediamenti rintracciati dei Veneti antichi. Vedete che molti sono le attuali città, Verona, Vicenza, Treviso, Altino, Este, Padova, Oderzo, sono città che nascono nel IX secolo a.C. e che praticamente possono raccontare la storia del nostro territorio da 3 millenni a questa parte. La civiltà comunque dei Veneti, vedete, è appunto una civiltà di città, perché è una civiltà urbana con insediamenti molto, diciamo, organizzati sul modello di quelli etruschi, con quartieri divisi ordinati in maniera regolare, con strade a incroci, con strade con degli isolati separati da fossati e con case strutturate anche in maniera molto molto elaborata. L'immagine che vedete è la ricostruzione di un edificio scavato a Oderzo che risale al III secolo a.C. Io vi faccio vedere reperti relativi agli ultimi secoli della civiltà venetica, quando praticamente la civiltà di questa popolazione si è molto sviluppata sul modello anche degli Etruschi, con cui erano in contatti commerciali molto fervidi sia attraverso la pianura che attraverso il mare, che attraverso i percorsi marini. E vediamo che appunto era una civiltà di città e molto elaborata, insomma vivevano non soltanto di allevamento e agricoltura, ma erano grandi artigiani, lavoravano i metalli, lavoravano le pelli, lavoravano il corno, lavoravano la ceramica e di cui faccio vedere alcuni esempi appunto dell'artigianato dei Veneti antichi. Questo diciamo è il monumento simbolo, il reperto simbolo della civiltà venetica antica, è il più importante vaso cinerario che è stato rinvenuto a Este. Questo risale al VI secolo a.C. ed è stato definito il poema etico della civiltà paleoveneta e vedete che appunto anche dalle semplici immagini che questo vaso ci offre vediamo appunto la presenza di signori, proprietari di cavalli, gente che lavora la terra, quindi allevatori di buoi, allevatori di cavalli, allevatori di capre, di pecore, una civiltà veramente molto strutturata che vive in un territorio veramente molto ricco, il nostro. E una civiltà che si esprime anche attraverso forme vascolari molto particolari, insomma. Questi sono vasi ritrovati in una tomba di Padova del V secolo a.C. Vedete che è un tipo di civiltà che crea degli oggetti molto particolari. Diciamo, le coppe su Alto Steros che vedete sulla destra sono tipiche proprio soltanto della nostra zona, e anche la decorazione, come vedete, a fasce rosse e nere, è tipica della civiltà venetica. Vedete quindi che è una civiltà strutturata in maniera molto elaborata sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista religioso. I Veneti antichi avevano tutta una serie di culti, ma non possedevano templi. Veneravano una serie di divinità legate, che so, alle divinità delle fonti, alle divinità dei fiumi, e le veneravano in luoghi all'aperto, erano santuari all'aperto come questo che vedete qui ricostruito, che è stato scavato qualche anno fa vicino a Este,
ed erano santuari non situati il più delle volte dentro le città, ma lungo la cintura esterna delle città, perché erano santuari che segnavano il passaggio dall'ambiente urbano all'ambiente esterno, al territorio esterno, ed erano essenzialmente santuari realizzati con delle piccole piattaforme consacrate in cui si svolgevano diversi riti, insomma, con roghi, offerte ed altro. I Veneti però avevano una serie di divinità, ma la maggiore divinità dei Veneti era una divinità femminile, che qui vediamo raffigurata in un disco di Montebelluna del III secolo a.C. Era la divinità Reitia, o meglio, Reitia è un appellativo che veniva conferito a questa divinità che significava raddrizzatrice, mentre il nome della divinità pare essere stato Pora, che significava ragazza, insomma una dea donna, che era comunque importante perché era la dea che sovrintendeva alle nascite, allo dischiudersi dei cicli stagionali, per cui era la dea della rinascita in primavera dopo l'inverno, e spesse volte veniva raffigurata appunto anche come signora della natura, e quindi vedete qui circondata da un lupo sulla destra e da un uccello sulla sinistra, e spesse volte è raffigurata con in mano una grande chiave. Vedete quell'oggetto informe che regge la dea sulla destra, è una chiave che serviva per dischiudere il mondo del nuovo, della nascita, della nuova primavera e della rigenerazione dopo l'inverno. Anche Vicenza è una città venetica importante perché nasce nel IX secolo a.C. Recentissimi scavi di poco meno di 6-7 anni fa hanno ritrovato dei resti risalenti al IX secolo a.C. che hanno certificato che anche Vicenza, come Padova, Este e le altre maggiori città del Veneto, nasce intorno al IX secolo e nasce probabilmente attorno a un santuario. Le immagini che vedete qui sono le laminette ritrovate negli anni 50, tra anni 50 e anni 60, in pieno centro a Vicenza, dove un tempo c'era la Standa, diciamo vicino alla chiesetta di San Giacomo, dove è stato praticamente sono stati individuati i resti di un santuario urbano che ha dato un 300 laminetti storiate con raffigurazioni di offerenti, processioni e anche una laminetta con una prova scrittoria in alto a destra che testimonia l'utilizzo anche a Vicenza, qui siamo nel III-II secolo a.C., l'utilizzo a Vicenza appunto della scrittura venetica, perché i Veneti conoscono la scrittura che hanno appreso dagli Etruschi della zona dell'Emilia Romagna e del Mantovano. L'Alto Vicentino, anche l'Alto Vicentino era territorio venetico, nel senso che la civiltà venetica è una civiltà essenzialmente di pianura e vive del territorio circostante. Vicenza era il centro attrattore, il centro egemone di questo territorio, ma viveva delle risorse che il territorio offriva, ed erano risorse che derivavano da diversi villaggi, diversi insediamenti che si dislocavano per la maggior parte dei casi alle pendici dei colli, in zone facilmente difendibili, in zone rilevate, e qui vedete appunto in questa piccola piantina quella che è la distribuzione degli insediamenti ritrovati nell'Alto Vicentino. Vedete che la zona di pianura è praticamente sgombra, mentre abbiamo tutta l'orlo collinare che è praticamente occupato da villaggi. Abbiamo Costa Bissara, abbiamo Isola Vicentina, abbiamo Monte Palazzo di Malo, poi salendo su abbiamo Magrè, abbiamo Sant'Orso, abbiamo Piovene, Caltrano, e poi abbiamo in alta montagna, nella zona dell'Altipiano d'Asiago, Monte Cornion e anche il Bostel di Rozzo, che erano praticamente due villaggi che sorvegliavano le vie di accesso all'alpeggio, ai pascoli di alta montagna. I Veneti sono soltanto una delle popolazioni che abitano il nord Italia prima dell'arrivo dei Romani e vivono in una situazione diciamo molto fluida. Diciamo, quando i Romani si affacciano dall'Appennino nella pianura padana, il nord Italia è una situazione abbastanza in movimento, perché comunque molto del territorio era stato occupato negli ultimi 2 secoli da una serie di tribù celtiche che avevano spostato i loro insediamenti dalla zona d'Oltralpe, dalla zona alpina al confine con la Francia, le avevano spostato
nella zona di pianura con una serie successiva di migrazioni. Qui vediamo, Quindi i cenomani, i boi, i lingoni, i Qui senoni vedi- sono tutti ceni. sì, qui vediamo appunto la distribuzione di queste popolazioni celtiche. Vedete, nel nord-est abbiamo i Veneti, Ok. abbiamo Celti, sono i Cenomani del Bresciano, gli Insubri della zona dell'ovest della Lombardia, i Boi nell'attuale praticamente Emilia, i Lingoni nella zona romagnola di costiera e poi i Senoni nella zona delle attuali Marche. Queste popolazioni si sono stanziate in questo territorio tra il V e il IV secolo a.C. e continuavano ancora a espandersi nel centro Italia. Sono state alcune incursioni dei Galli Senoni delle Marche nel centro Italia che hanno spinto Roma a intervenire finalmente nel nord Italia. Siamo tra IV e III secolo a.C. Roma si sta espandendo nel centro Italia ai danni dei Sanniti e degli Etruschi. Nel 390 c'è la famosa incursione dei Galli Senoni guidati dal loro re Brenno, che conquista Roma, e c'è il famoso episodio delle Oche del Campidoglio, per cui i Galli vengono già percepiti dai Romani come un pericolo. Quindi i Romani a un certo momento, durante la loro espansione del centro Italia, vengono a confliggere con queste popolazioni. Il primo grande scontro con i Galli avviene alla fine all'inizio del III secolo a.C., nel 295, e porta alla vittoria romana contro i Galli Senoni. I Romani conquistano le Marche e sulla costa delle Marche cominciano a fondare alcune colonie. Viene fondata Rimini, viene fondata Senigallia, e queste sono le prime teste di ponte romane verso la pianura padana, soprattutto Rimini, che è fondata nel 268 a.C., praticamente occupa il territorio estremo meridionale della pianura padana lungo la costa. Vi dicevo, i Veneti occupano il nord-est, ma i Veneti a nord dei Veneti c'è un'altra popolazione in questo momento in movimento, ed è la popolazione dei Reti. I Veneti stanno subendo una sorta di accerchiamento, diciamo. I Reti non sono Celti, ma è una popolazione alpina sotto cui gli studiosi, appunto, entro la quale gli studiosi riconoscono una serie di tribù diverse. I Camuni sono Reti, ad esempio, i Leponzi sono Reti, o anche, per cui tutte le popolazioni che vivevano nella zona alpina tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, in quel momento stavano vivendo un grande momento espansivo grazie diciamo, alla grande ricchezza acquisita dal loro territorio, perché è un territorio ricchissimo di risorse minerarie e agropastorali. Questa popolazione nel V e IV secolo si sta espandendo, e sia numericamente sia demograficamente, e ha bisogno di nuovi territori, per cui si espande verso il sud-est, verso la pianura, e arriva ai confini del Veneto, occupando quei villaggi che orlavano la pianura vicentina e la pianura veronese. Il Bostel di Rozzo, non so se siete mai stati il Bostel di Rozzo è un villaggio che nasce veneto, ma subisce la sovrapposizione di reti. È un villaggio venetico-retico. La stessa cosa accade a Sant'Orso, la stessa cosa accade a Trissino, e vedete che appunto in questa immagine potete vedere come i villaggi Rozzo, Sant'Orso, Magrè, Trissino, San Briccio di Lavagno, Verona stesso, e poi i villaggi della Valpolicella diventano villaggi retici, mentre la zona veneta si contrae e i veneti rimangono soltanto a presidiare i luoghi di pianura. Questo fa capire che la nostra zona nell'Alto Vicentino, in quell'epoca, diciamo nel IV-III secolo a.C., è una zona di confine, ma non confine chiuso, è un confine permeabile, perché tutti i villaggi, Sant'Orso, Magrè, Trissino, Rozzo, vivono appunto della commistione culturale tra queste due realtà, la realtà veneta di pianura e la realtà dei reti, che vivevano in simbiosi perché grandi vie di commercio connettevano appunto gli insediamenti venetici e gli insediamenti retici. Nel nostro territorio, due bellissimi ritrovamenti ci fanno capire che siamo in presenza di una zona di confine, e questi due ritrovamenti, secondo me, fondamentali sono essenzialmente la stele di Isola Vicentina, che risale al III secolo a.C., che è una meravigliosa iscrizione di carattere pubblico, scritta in venetico, e che quindi attesta che a Isola Vicentina la gente sapeva leggere il venetico e scriveva in venetico.
E però pochi chilometri più su, a Magrè di Schio, all'interno di un santuario sul Colle del Castello, negli anni 20 sono state ritrovate queste piccole ossa queste piccole corne di cervo con iscrizioni votive. Sono praticamente oggetti ex voto, ma le iscrizioni sono in alfabeto retico e in lingua retica. Questo fa capire che il nostro territorio, diciamo che tra Isola e Schio, probabilmente c'era la zona di confine tra il mondo venetico e il mondo retico. A me piace pensare che la zona di confine fosse costituita dalla fascia delle risorgive, essendo comunque la civiltà venetica molto legata all'acqua, perché tutte le città sorgevano sui grandi fiumi, i culti spessissime volte comprendevano appunto abluzioni, l'utilizzo di acque, anche le divinità termali erano venerate. A me piace pensare che ai veneti piacesse avere i piedi nell'acqua e che non si sentissero a loro agio in una zona dove non c'era acqua. Per cui io ipotizzo che la zona delle risorgive fosse appunto il punto di passaggio di questo confine, che era comunque un confine permeabile, perché spesso e volentieri molti rappresentanti di queste diverse comunità si sposavano tra di loro, si emigravano, e appunto un esempio di queste emigrazioni ce l'abbiamo anche nella stele di Isola Vicentina, la quale nomina praticamente, ricorda un personaggio, il personaggio che l'ha praticamente eretta, che si chiama Iaz. L'iscrizione, se la si legge praticamente in senso bustrofedico, avanti e indietro. L'inizio del cursus è in alto a destra. Abbiamo Iaz, Venetkens Osts, che lui si definisce straniero venetizzato, e poi si dice anche che enogenes e indigeno Lions. Lui dice di essere un indigeno della tribù dei Levi, che era una tribù celtica che viveva nell'attuale zona del Pavese, nella zona di Pavia. Per cui qui non soltanto abbiamo la testimonianza di un confine culturale presente nel nostro territorio, ma anche la presenza di uno straniero, diciamo un emigrante, che probabilmente era venuto da noi o come mercenario, perché spesso e volentieri i Celti erano militari mercenari al soldo degli altri popoli, oppure, che so, potrebbe essersi anche sposato con una veneta, essersi stabilito qui e aver fatto altre attività. Per cui capiamo che il Veneto, cioè il Veneto, l'Alta Italia, è un mondo molto composito e in movimento, ed è un mondo in cui Roma si espande, e si espande progressivamente. Confligge, avevamo detto prima, con i Senoni nel III secolo a.C., confligge poi all'inizio del II secolo a.C. con, diciamo, alla fine, tra fine terzo e inizio secondo, con i Boi, e conquista i territori appunto i territori a sud del Po, dove inizia a fondare delle prime colonie. Vi ho detto prima, nel 268 a.C. Rimini viene fondata sulla costa, 50 anni dopo, nel 218 a.C., all'interno della regione, lungo il corso del Po, vengono fondate le due colonie di Piacenza e di Cremona. Sfortunatamente, un anno dopo la fondazione di queste due colonie, in Italia arriva Annibale, che porta un po' di marasma nell'Alta Italia, perché attraversa le Alpi e coinvolge nella guerra praticamente tutto il territorio del nord Italia. Le tribù dei Galli, che erano state sconfitte da Roma, si ribellano, per cui questo porta nuovamente un grande sommovimento nell'Alta Italia. Dopo la fine della guerra contro Annibale nel 202 a.C., i Romani impiegheranno altri 10 anni per nuovamente riconquistare i territori persi, risottomettere i Boi e gli Insubri, e quindi riprendere quello che avevano dovuto interrompere con la calata di Annibale dalle Alpi. E i Veneti in questo periodo, ci possiamo chiedere cosa facevano i Veneti in questo periodo? Beh, i Veneti e i Cenomani in questo periodo stanno dalla parte di Roma. Già prima, durante la contrapposizione tra Romani e Galli Boi e Galli Insubri, alla fine del III secolo, i Cenomani e i Veneti sono a fianco dei Romani, perché con i Romani i Veneti e i Cenomani hanno dei patti di alleanza. Può stupire la situazione dei Cenomani, dei Veneti non più di tanto, perché comunque i Veneti, per tradizioni mitologiche, si dicevano discendenti dai Troiani, così allo stesso modo con cui i Romani si dicevano discendenti dai Troiani tramite Enea. Se andate a Padova c'è ancora adesso tradizionalmente la tomba di Anterre, il fondatore troiano di Padova, per cui i Romani e i Veneti riconoscevano delle origini comuni che li avvicinavano, e poi avevano comunque, più che origini comuni, avevano un nemico comune.
perché l'espansionismo dei Celti aveva compresso il territorio dei Veneti. L'espansionismo dei Celti aveva creato grane a Roma, per cui un comune nemico, amici. E quindi alla fine Veneti e Romani si sono sempre stati alleati. E a un certo punto, e grazie appunto ad un intervento militare di Roma, sempre contro i Galli, il Veneto finalmente entra nell'orbita di interesse diretto dei Romani. Nel 183 a.C., nel comparto nord-orientale d'Italia, nell'attuale Friuli, un'incursione di Galli carni provenienti da Oltralpe, della zona, diciamo, dell'attuale Carinzia, scende giù in pianura cercando nuovi insediamenti e praticamente conquista i territori della bassa pianura friulana lungo la costa. Questo Roma non lo accetta perché probabilmente ha una missione stabilita contro i Galli e praticamente manda un esercito, un console con le sue legioni che attraversano il Veneto militarmente, cioè l'esercito di Roma attraversa un territorio che non è romano ma lo attraversa con le legioni in armi e praticamente nel 183 vanno a cacciare dal Friuli questa popolazione celtica che viene ricacciata oltre le Alpi. In questo territorio conquistato, Roma nel 181 a.C. fonda Aquileia, la prima colonia romana nel nord-est d'Italia e anzi l'unica colonia romana che viene fondata nel nord-est d'Italia. È una città, Aquileia nel corso dei secoli diventerà la più grande città del nord-est d'Italia, ma è praticamente la testa di ponte della romanizzazione. Dopo la fondazione di Aquileia, infatti, attraverso il territorio veneto, che non è ancora parte integrante dell'umanità, chiaramente i romani stendono una serie di strade, perché la conquista militare viene sempre seguita dopo l'edificazione e la fondazione delle nuove città dalla stesura di strade che permettano di collegare collegare queste nuove fondazioni e di controllare il territorio. E vedete come il nord-est d'Italia viene praticamente attraversato nel secondo secolo a.C. da una serie di strade che si proiettano tutte in direzione di Aquileia, che è l'avamposto verso il nord-est. Nel 187 a.C., dopo la definitiva stabilizzazione della conquista in Emilia-Romagna, viene costruita la via Emilia da Rimini a Piacenza. Nel 175 a.C. viene costruita una prima strada che raggiunge Aquileia, parte da Modena, attraversa Este, Padova, Altino e raggiunge Aquileia. Siamo nel 175 a.C., Aquileia è stata fondata da pochissimi anni, da 6 anni, ma già comunque Roma connette la città e connette anche alcune delle due delle principali città dei Veneti antichi, perché Este e Padova sono riconosciute essere le due capitali del Veneto antico. Nel 148 a.C., poi, dopo che Roma ha conquistato anche la zona, diciamo, la zona meridionale del Piemonte, sottraendola alle popolazioni ligure, viene costruita la via Postumia da Genova per Tortona, Piacenza, Cremona, Verona, Vicenza, Concordia e Aquileia. Il 148 a.C. è appunto l'anno fondamentale per l'inserimento della nostra città all'interno della struttura statale romana. Il Veneto è ancora indipendente, cioè le città-stato che costituivano appunto il territorio venetico probabilmente hanno firmato con Roma dei trattati di alleanza, di mutuo soccorso, ma non sono ancora romane, non siamo territorio romano, ma siamo molto, molto amici dei romani. Ultime strade che vengono costruite e a chiudere questo triangolo, diciamo, che si proietta verso Aquileia è appunto la strada costiera. Nel 132 la via Popiglia da Rimini a Ravenna ad Adria e poi viene prolungata l'anno dopo o qualche anno dopo, o nel 131 o nel 128 a.C., vengono poi prolungate queste strade fino ad Aquileia, chiudendo quindi tutto il territorio all'interno di un sistema viario serrato che costituirà anche i percorsi della romanizzazione del nostro territorio. E qui vedete appunto, chiaramente le strade romane implicano anche una cosa, le strade erano strade consolari, costruite dall'esercito, il che implicavano anche una confisca di una bella fetta di territorio, perché le strade erano proprietà di Roma e quindi viene da pensare che probabilmente perché erano
erano la potenza rispetto alle città del Veneto, era una potenza con cui non si poteva discutere, però credo che volentieri i veneti si siano lasciati inserire in questo ambiente perché secondo me avevano l'occhio molto lungo, sapevano che non si rischiava, non c'era possibilità di contrapporsi a Roma, e per cui è meglio averlo amico che non averlo amico, insomma, che averlo nemico. E comunque, come vedete, le strade romane nel nostro territorio hanno lasciato notevolissime testimonianze. Il tracciato che vedete diagonale nella fotografia è una parte del lungo filo di 30 km della via Postumia che ancora è percorribile nella zona a nord di Castelfranco. E per cui vedete che insomma il territorio viene definitivamente modificato dall'arrivo dei Romani. Anche i Veneti coltivavano la terra, avevano i loro appezzamenti, però la maggior parte del territorio non era praticamente lasciato selvatico, insomma, per cui grandi boschi, impaludamenti, torrenti che scorrazzavano nella pianura. I Romani regimentano anche il territorio e le strade sono il primo esempio appunto di questa regimentazione. E vi dicevo che il Veneto non è ancora romano, però i Romani intervengono anche nel Veneto in maniera con attività politiche, perché nel 144 a.C. e nel 135 a.C. tra due coppie di città del Veneto, tra Padova e Este prima, tra Este e Vicenza poi, accadono delle beghe di confine. Per cui i Veneti, chi decidono di chiamare? Decidono di rivolgersi al Senato di Roma. E abbiamo testimonianza di questi due interventi. Il Senato di Roma manda dei proconsoli a risolvere queste questioni confinarie. La prima volta nel 144 tra Padova e Este, la seconda volta nel 135 a Vicenza, tra Vicenza e Este, e abbiamo, a testimonianza di questo, le due più antiche iscrizioni in latino nel nostro territorio. Quella da sinistra era incisa su una pietra, su una roccia del Monte Venda, e si trova adesso, credo, al Museo di Este. Quella a destra è al Museo Maffeiano ed è un cipo che è stato ritrovato in località Lovia, vicino a Lonigo, e come vedete quello sulla destra ricorda appunto il proconsole Saranus, si vede in alto Saranus proconsul, e poi c'è scritto ex senati consulto, inter attestinos et veicetinos, fines terminosque statuit. Praticamente è il Senato di Roma che stabilisce quali devono essere i confini tra i vicentini e gli attestini, ed è importante questa iscrizione perché è la prima attestazione scritta del nome della città di Vicenza, anche se tramite il nome degli abitanti, Veicetinos. Da questo capiamo che Vicenza all'epoca si chiamava Veichetia, o alla latina Veichetia, insomma. Però la cosa curiosa è che appunto non autonomamente la città decide di darsi dei confini con gli estensi, ma chiamano il Senato di Roma, e praticamente questo dà probabilmente l'idea che sul Veneto i Romani esercitavano un controllo come una sorta di protettorato politico, insomma. Però credo che fosse a mutuo vantaggio sia dei Romani che dei Veneti. E cosa succede poi? Questo è il primo grande intervento, il primo sicuro intervento nel nostro territorio, e con la costruzione della Postumia comincia praticamente quel grande processo che gli studiosi chiamano romanizzazione, che comprende il secondo secolo a.C. e il primo secolo a.C. È praticamente un periodo di un secolo e mezzo che vede il Veneto, gli abitanti del Veneto, modificare i propri modi di vita, modificare sensibilmente anche proprio l'esteriorità della loro vita. La città di Vicenza, come vedete, diventa pian piano, in progresso di tempo, diventa una città romana. Il primo atto, diciamo, sensibile che modifica il territorio è la costruzione appunto della via Postumia che attraversa Vicenza lungo quello che adesso è il rettifilo di Corso Palladio, ed è sorprendente che comunque al di sotto dei resti della strada romana probabilmente c'era già un percorso viario di epoca protostorica, di epoca venetica, che viene ripreso poi dai Romani con la stesura appunto della strada Postumia. Il processo di romanizzazione si attua attraverso delle tappe significative. Le due tappe fondamentali sono due date essenzialmente: l'89 a.C.,
quando le popolazioni del nord Italia, della Transpadana, assumono, entrano in possesso del diritto latino. Queste popolazioni non avevano ancora un riconoscimento giuridico da parte di Roma, le popolazioni del nord Italia, a nord del Po. Con l'89 a.C. viene loro concesso il diritto latino che le equipara alle colonie fondate da Roma nella zona a sud del corso del Po. Questo porta a un primo incentivo nella trasformazione della città, perché quando la popolazione di Vicenza e del territorio assume il diritto latino, hanno necessità di organizzare l'abitato in maniera da avere gli spazi per esercitare queste attività politiche, perché il diritto latino prevedeva un consiglio cittadino, prevedeva le votazioni del corpo civile, e quindi hanno bisogno di nuovi spazi, e comincia ad essere trasformata la città. Nell'89 a.C., tra l'89 a.C. e i decenni successivi, vengono realizzate le prime grandi opere di urbanizzazione della città. Le prime strade risalgono appunto a quei decenni, tra il 90 e il 70 a.C. Questa è la più antica strada romana trovata a Vicenza, si trova al di sotto del Teatro Romano, il quartiere a sud della città, diciamo il quartiere di Verga, e diciamo che è Piazzetta Gualdi, l'attuale Piazzetta Gualdi, al di sotto delle strutture del Teatro Romano che risale alla fine del I secolo a.C. e che sono essenzialmente quei grandi muri che vedete in alzato conservati sul fondo. Sono state ritrovate tracce di una sistemazione precedente con un tracciato viario in lastre di basalto, e i resti, vedete la fondazione in mattoni, è una costruzione che risale appunto tra l'80 e il 90 a.C. Era un grande edificio lungo 50 metri, suddiviso in varie stanze, in diverse stanze quadrangolari, allineate, probabilmente un magazzino che serviva alle attività del porto, che probabilmente sorgeva dove adesso c'è tra Ponte San Michele e Ponte San Paolo a Vicenza. Sono i più antichi edifici ritrovati a Vicenza. E poi altre strade, al di sotto della strada, sempre questa, vengono costruite non soltanto le strade, ma vengono costruite anche le fognature. Le più antiche fognature romane di Vicenza risalgono appunto al secondo o terzo decennio del I secolo a.C. Anche questa è una fognatura ritrovata al di sotto del Teatro Romano, nella zona di urbanizzazione più antica che è stata individuata a Vicenza. E Vicenza però, diciamo, la seconda grande tappa per l'inizio per la trasformazione della città in una città romana è il 49 a.C., quando a tutte le popolazioni della Gallia Cisalpina, dell'Alta Italia, viene concesso il diritto romano. Praticamente il Veneto e tutto il nord Italia entra nello Stato romano, entra a far parte di queste enormi strutture, insomma, e per cui anche le città si dotano di quei monumenti che determinano, che qualificano l'insediamento come una città romana. Verso la metà appunto del I secolo a.C., siamo tra il 50 e il 40 a.C., Vicenza viene cinta di mura, una poderosa cinta di mura realizzata in laterizi. Questa è l'immagine che vedete in bianco e nero, è il tratto di muro che è stato ritrovato nel 57 vicino a Porta Castello, nella zona dove adesso c'è una delle sedi degli industriali vicentini. E vi posso far vedere che questo è un altro minimo tratto che è stato ritrovato nel 2008, ho avuto la fortuna di trovarlo io, però vedete che è molto mal conservato. In realtà il tratto delle mura, come vedete, vi faccio un po' vedere, il profilo esterno delle mura correva lungo questo allineamento. Qui abbiamo delle grandi fosse di tombe di epoca tardo-antica. L'unico resto delle mura era questo lacerto murario in mattoni sesquipedali, e un altro frammento era quassù. Però se osservate sul fondo in argilla al di sotto della struttura in laterizi, siamo riusciti a rintracciare tutte le impronte degli elementi laterizi che creavano, che formavano appunto la struttura muraria. Struttura muraria che era notevolissima come spessore, perché siamo sui 2,40 metri di spessore, e le ricostruzioni fanno ipotizzare che potesse essere una cinta muraria alta sui 6-7 metri. Se pensiamo che lo sviluppo praticamente della cinta muraria seguiva grosso modo quello che è il percorso attuale delle prime mura medievali della città, dobbiamo immaginare insomma che era un'opera notevolissima insomma come realizzazione.
e però iniziano anche a essere costruiti dei santuari nella zona centrale della città, dove c'era il precedente santuario di epoca venetica. Tra l'80 e il 70 a.C. vengono costruite dei grandi terrazzamenti in mattoni, probabilmente per creare delle superfici rialzate destinate con ogni probabilità ad ospitare degli edifici templari. E questo è accertato in centro città, ma anche all'esterno della città vengono costruiti dei templi. Lungo la strada del Brotton, che è praticamente viale Ferrarin, l'attuale viale che da Porta Santa Croce sale verso le piscine e poi verso la nuova base americana. Sulla destra di viale Ferrarin, negli anni 60, sono stati ritrovati i resti di un tempio risalente all'inizio del I secolo a.C. e il più bel reperto conservato di quel ritrovamento è questa antefissa, semplicemente un elemento decorativo del tetto realizzata in terracotta, con la raffigurazione appunto di una signora degli animali, probabilmente un riferimento ai culti femminili protostorici, e anche la presenza all'esterno della città del luogo di culto fa ricordare una pratica che era tipica dei Veneti, con i santuari dislocati attorno al centro cittadino. Ed è quella via che poi un secolo dopo, nel I secolo d.C., verrà seguita dalla costruzione dell'acquedotto, che viene eretto appunto nel I secolo d.C. per portare l'acqua delle risorgive di Motta di Costabissara fino in centro città. E qui vedete, vi faccio vedere un po' l'immagine dell'acquedotto conservato nella zona di Lobbia, sì. E qui vedete un po' la ricostruzione di quello che doveva essere appunto l'aspetto di quest'acquedotto, quindi con struttura ad archi, con il condotto soprastante, e portava l'acqua appunto in città a Vicenza, entrando lungo quello che adesso è il Corso Fogazzaro, che era una strada romana appunto che poi proseguiva con il rettifilo di viale Ferrarini e andava verso nord. Se voi andate a Vicenza, sotto i portici di Corso Fogazzaro, la zona più bassa, oltre la chiesa di San Lorenzo, sono stati lasciati in luce 3 dei piloni dell'acquedotto che sono stati rintracciati nel 2012 durante i lavori di risistemazione appunto della strada. Ci sono 3 finestre, insomma, col vetro sul sottoportico, e lì è possibile vedere, ammirare alcuni i resti di questi piloni. Accanto alla chiesa c'è anche la strada, che hanno spostato mano. Sì, c'è anche la strada lì a fianco. Vi dicevo che il nostro Vicentino era una zona di confine in età pre-romana, ma anche in età romana continua a essere una zona di confine, perché i Romani, la civiltà romana, i Veneti si lasciano romanizzare, si romanizzano, ma i Veneti occupano essenzialmente la pianura, per cui Roma arriva, con la sua cultura, con la sua influenza sulla pianura. E la nostra zona resta comunque una zona di confine, e ci sono alcuni elementi nel nord nell'Alto Vicentino che ci fanno capire che comunque era una zona di confine probabilmente instabile. Nel senso, non era una zona completamente pacificata, perché Roma non era riuscita ad alleare, a fare alleanze, ad andare d'accordo con i reti delle montagne. C'è stata una sorta di contrapposizione, un po', una sorta di contrapposizione, non dico violenta, però una contrapposizione sensibile tra queste popolazioni, tra i romani e le popolazioni retiche della zona delle Alpi, della zona alpina, della nostra zona alpina. Una spia di questa situazione poco pacificata è la presenza di un accampamento romano nell'Alto Vicentino, a Schio, nella località Cabrelle, dove adesso c'è il centro commerciale Campo Romano. Il Campo Romano prende il nome, il centro commerciale, dal fatto che nel prato lasciato verde di fronte all'ingresso del Campo Romano insisteva un accampamento militare romano che scavi recenti hanno chiarito essere stato impiantato nel II secolo a.C., quindi in un'epoca molto precoce di romanizzazione. Come vedete è evidenziato il limite dell'accampamento. Nella fotografia vedete che praticamente adesso è assediato il campo dalla zona industriale di Schio e di Sant'Orso, ed era comunque un accampamento che serviva per controllare essenzialmente 2 dei percorsi principali che permettevano l'accesso alla zona alpina, quindi la Val d'Astico e la valle dell'Eubra. Ma probabilmente era un accampamento
che serviva anche per il controllo del santuario, di un santuario di confine che sorgeva sulla vetta del Monte Summano. L'accampamento era un accampamento di tipologia repubblicana, per cui aveva un semplice muro, con un terrapieno che lo circondava. All'interno non c'erano strutture stabili, ma probabilmente l'acquartieramento era fatto tramite delle tende. E vi dicevo che appunto serviva per controllare le valli di accesso al Trentino, ma serviva essenzialmente per controllare il santuario che aveva sede nella punta più alta del Summano, quella che vedete a sinistra, dove adesso è presente la croce. Questo santuario era un santuario frequentato sia da genti di pianura, dai Veneti, sia dalle genti di montagna, dai Reti. Scavi recenti fatti tra il 2008 e il 2011 hanno individuato appunto nella zona sommitale del monte, sotto la chiesa, tutta una serie di terrazzamenti, di strutture di terrazzamento molto, molto sviluppate, per creare delle piattaforme su cui erano fatti dei grandi roghi votivi, secondo una tipologia di culto che era tipica della zona alpina. Questo è un santuario di altura, dove essenzialmente il culto si esplicava in offerte votive, grandi roghi che venivano visti a grande distanza, ed è un tipo di santuario che è presente in diversi luoghi abitati dai Reti delle Alpi. Sul monte Sciliar ne hanno trovato uno simile, così ugualmente ad Auronzo di Cadore è stato rintracciato appunto la sede di un santuario d'altura. Sono santuari dove praticamente le comunità locali salivano o dal piano o arrivavano dalla zona delle montagne, ed era probabilmente non soltanto un santuario di altura, ma anche un santuario di frontiera, perché appunto permetteva il contatto e lo scambio culturale e religioso tra genti venetiche, tra genti venete e genti dei Reti. Qui faccio vedere un po' di immagini, di reperti ritrovati. Abbiamo grandi contenitori di tradizione retica, questa è una sorta di grande boccale che serviva per riti di libagione. Credo che dall'analisi delle terre contenute attorno hanno ritrovato che era stato utilizzato per versare delle bevande fermentate. Viene da pensare birra, insomma. Poi sono stati ritrovati un'altra serie di reperti che ci parlano comunque anche del mondo venetico di pianura, perché vicino a queste grandi piattaforme è stata ritrovata una piccola struttura, un piccolo ambiente chiuso da tre muri con il pavimento in argilla, e sul pavimento sono state ritrovate appunto dei resti di fibule di tipo certosa, che è una tipica fibula di pianura della zona, diciamo, è un tipo di fibula dell'Alta Italia che si trova sia in ambiente etrusco che in ambiente venetico. Di tradizione invece retica è stato il ritrovamento di alcune ossa di maiale, alcune ossa di metatarso del maiale, con delle incisioni alfabetiche, ed erano delle sorte, dei tipi di tarocchi, diciamo, era una sorta di dadi, che servivano per la divinazione, per cui in queste pratiche si cercava di leggere il futuro, lanciando in aria degli ossicini con delle scritte, a seconda di come cadevano, si cercava di interpretare e di dare un senso al tutto. Pratiche oracolari legate quindi ai sacrifici e a questo santuario. È comunque un santuario che nasce nel VI secolo a.C., ma ha una vita lunghissima, perché viene frequentato anche dai Romani fino al IV secolo d.C., e lo testimonia appunto il ritrovamento di centinaia di monete romane, probabilmente monete romane che erano anche il soldo di quelli dei militari che vivevano nell'accampamento alla base del Monte Summano, e poi che parlano appunto dell'utilizzo romano, anzi della frequentazione romana del santuario del Monte Summano. Sono queste statuine del dio Ercole, un dio italico, introdotto appunto dalle genti italiche arrivate nel nostro territorio, e che viene venerato sul Monte Summano perché è il dio protettore delle greggi, e quindi è il dio protettore della pastorizia delle greggi. Ma non soltanto il dio Ercole viene introdotto, ma vengono introdotte anche nuove divinità. Il dio Marte sulla destra, tipico dio guerriero, per cui con un richiamo anche all'accampamento romano, mentre sulla sinistra abbiamo una divinità che è probabilmente la trasposizione di epoca romana della divinità femminile, la dea Reikia, che veniva venerata dai Veneti, e che vediamo qui realizzata appunto in questa piccolissima statuetta in argento, come quella del dio Marte, ritrovata appunto durante questi scavi. Il dio Marte
chiama appunto modelli della zona centro-italica, mentre la divinità femminile è probabilmente una personificazione della terra madre, della dea Salus, una dea salutifera, che vediamo raffigurata praticamente assisa su un grande trono, circondata con dietro le spalle 2 grandi alberi. Lei regge alla mano destra una coppa con cui sta facendo una libagione, e attorno mentre nella mano sinistra si intravede che c'è un ramoscello frondoso, e attorno alle braccia, attorno agli alberi dietro di lei, ci sono 4 serpenti, uno dei quali praticamente si abbevera al contenitore che la dea regge in mano. È probabilmente la divinità salutifera, la dea della terra, e i serpenti erano il tramite tra la terra e l'esterno, perché comunque i serpenti sono divinità ctonie, come si dice, che sono divinità che collegano il mondo di superficie al mondo sotterraneo, perché si imbucano nel terreno e tornano fuori. Per cui con tutta una valenza mista di rigenerazione e di valenza appunto legata al mondo naturale, al mondo della natura, della rinascita. Ed è un bellissimo... Queste 2 statuine, Marte e la dea Salus, sono realizzate in argento. Non so se abbiano fatto delle analisi, però si ipotizzava che questo argento fosse stato scavato nel nostro territorio, perché tutta la zona metallifera della zona tra Recoaro e il Tretto e il Monte Civillina ha vene di argento, per cui non so se abbiano fatto delle analisi per vedere se fosse questo, però sembra essere, potrebbe essere che anche la presenza appunto dei metalli, dell'argento, abbia attratto comunque anche la presenza romana e abbia reso appetibile il nostro territorio per la civiltà appunto di Roma. Vediamo un po'. E comunque diciamo che il santuario del Summano è uno dei luoghi dove vediamo appunto come il trapasso tra il mondo pre-romano e il mondo romano avviene in maniera estremamente pacifica, senza conflittualità. È vero che abbiamo la presenza dell'accampamento romano, però il santuario trapassa tranquillamente da mondo venetico a mondo romano senza grandi traumi. Lo stesso lo possiamo vedere in molti contesti rurali dell'Alto Vicentino, perché in diverse località, ad esempio a Isola Vicentina o a Marostica, sono stati ritrovati questi oggetti votivi, proprio credo durante dei lavori dei campi. Sono essenzialmente dei dischi votivi che le popolazioni dell'epoca appendevano agli alberi in luoghi sacri, secondo una ritualità che era tipica della gente venetica. Questi risalgono al primo secolo a.C., siamo in piena epoca di romanizzazione. Abbiamo raffigurazioni che sono comunque legate o al mondo militare, vedete in basso abbiamo un paio di armati con gli scudi e dei cavalieri, oppure legati al mondo della pastorizia. Vediamo in alto, c'è una figura di armato, però la maggior parte delle impressioni raffigurano animali, probabilmente con funzione di protezione verso le greggi allevate o verso gli animali comunque allevati. Questi sono da Isola Vicentina, e anche da Marostica. La stessa ritualità dei Veneti antichi continua in età romana, con questi culti, culti dei campi, e qui, se osservate in basso, abbiamo una raffigurazione molto simile al dio Marte del Summano, probabilmente appunto a denotare questo sincretismo religioso tra popolazioni venetiche e popolazioni romane di nuovo arrivo. Qui lo vediamo la raffigurazione. E appunto al mondo della campagna, anche il mondo della campagna cambia radicalmente aspetto con l'arrivo dei Romani. Nel nostro territorio, chiaramente, la città, il nostro territorio ha sempre fatto parte del mondo della città di Vicenza. Con la trasformazione di Vicenza in città romana, anche il territorio cambia radicalmente aspetto. Come la città diventa una città romana con le mura, le strade, le fognature, il foro, i templi, altrettanto la campagna viene riorganizzata completamente dai Romani, perché la campagna è praticamente la cintura difensiva delle città, e i Romani fanno organizzano
il territorio, come organizzano le città, mediante l'opera di divisione in maglie regolari della pianura tramite la centuriazione. Nel nostro territorio sfortunatamente non abbiamo tracce di centuriazione perché diciamo, la grande ricchezza di fiumi, non più regimentati dopo la caduta dell'impero romano durante il Medioevo, hanno praticamente cancellato tutte le tracce della centuriazione. Però in grandi zone del Veneto, come a nord di Padova, come in questo caso, abbiamo delle tracce evidentissime sul terreno di questa grande opera di divisione agraria che praticamente divideva le aree di campagna in lotti regolari che venivano distribuite alle popolazioni delle città o anche ai militari che erano congedati dopo i loro 16-20 anni di attività militare. E la campagna organizzata significava controllo della campagna e significava protezione della campagna e quindi di conseguenza protezione di Roma e delle città che Roma aveva fondato nei territori. E comunque la centuriazione non aveva soltanto una finalità di protezione, ma aveva anche una finalità di bonifica del territorio. I veneti erano grandi drenatori, cioè sapevano costruire grandi opere, grandi fossati di drenaggio, le loro città erano comunque al riparo dalle acque, pur se circondate dai fiumi, erano comunque molto attenti nel gestire l'elemento acqua, però non erano mai riusciti a regolarizzare la campagna con quell'opera estensiva come riusciranno a fare poi i romani, essenzialmente nel I secolo a.C., perché la romanizzazione di queste città va di pari passo con la romanizzazione e la regolarizzazione delle campagne. Vi dicevo che sfortunatamente nel nostro territorio non abbiamo resti conservati di centuriazione. L'unico misero tratto probabile di centuriazione conservata è a nord di Malo, tra Malo e San Vito, in cui praticamente le condizioni dei fiumi non hanno mai divagato in quella zona che è un po' più alta, compresa tra il terrazzo fluviale sulla destra dell'Eugra e la zona dell'Ivergon Orolo sulla sinistra. Lì si conservano 2 o 3 allineamenti che sono riferibili alla centuriazione. Negli anni 70 Don Benetti aveva rintracciato nel nostro territorio ben 2 diverse suddivisioni agrimensorie conservate in maniera molto, molto, molto residua, ed è probabile che effettivamente ci fossero in realtà due suddivisioni agrarie, perché probabilmente nel I secolo d.C. viene rimodulata la suddivisione agraria per questioni idrauliche. Probabilmente avevano sbagliato la prima volta, non riuscivano comunque a smaltire tutte le acque di tutti i torrenti del nostro territorio, ed è stata necessaria una seconda suddivisione del territorio. E appunto la campagna viene intensamente abitata, e abitata in epoca romana, perché nei vari lotti assegnati alle popolazioni sorgono delle fattorie, né più né meno che le nostre case di campagna. E come vedete appunto la distribuzione dei ritrovamenti nell'Alto Vicentino, che è essenzialmente la pianura compresa tra il Summano e la zona a nord della città di Vicenza, vedete che si distribuiscono in maniera molto, molto omogenea all'interno della pianura, che doveva essere tutta centuriata. E queste fattorie all'interno dei lotti potevano essere anche molto modeste, delle semplici casupole, né più né meno che le nostre piccole case di campagna, dove il fattore o il contadino allevava le greggi, coltivava i campi, aveva i suoi ambienti per la raccolta degli attrezzi, come deposito delle merci, dei prodotti ed altro, ma tante volte questi insediamenti rurali potevano essere veramente molto articolati, con una parte più sontuosa dove abitava il possidente del territorio, e poi tutta una serie di strutture attorno come stalle, magazzini, ricovero per animali, zone di lavorazione di prodotti della terra ed altro. Erano comunque case molto semplici il più delle volte, con i diversi ambienti. Qui vedete ricostruito, credo fosse un'occasione a Borgo Ricco, che fanno sempre le ricostruzioni con la centuriazione. Vabbè, un magazzino di una casa, una dispensa di una casa romana, la cucina di una casa romana, ed erano comunque né più né meno che le nostre fattorie di campagna, e credo che come livello di vita
era equiparabile a come vivevano fino al 600-700 i nostri contadini. E molte volte, cioè molto spesso si ritrovano i resti appunto di queste fattorie. Chiedo scusa per le fotografie che sono bruttissime, sono degli anni '80, per cui e molto spesso e molti resti appunto di fattorie sono stati ritrovati alla base dei colli nella zona tra Costa Bissara, Isola Vicentina, Malo, per cui che è un territorio molto ricco da questo punto di vista come ritrovamenti. Probabilmente è una questione proprio ambientale, forse un territorio poco devastato dalle cave d'argilla, probabilmente, e quindi sono rimasti molti più resti. Siamo in via Venezia, località qui all'acqua di Castelnuovo. All'acqua c'è un insediamento rustico con un semplice... il plastico. Sì, esatto, ecco, sì, io chiedo scusa, ma è una bruttissima foto che ho trovato in una pubblicazione degli anni '80, dovete avere pazienza. Una semplice, probabilmente un edificio di magazzino con 5 ambienti affiancati, collegati da un ambiente rettangolare di disimpegno, che probabilmente era appunto un magazzino per attrezzi, un magazzino per le derrate alimentari. Questo invece a località Fossanigo, credo sia, sempre qui a Castelnuovo, dove sono stati ritrovati i resti di una piccola fattoria di cui restavano essenzialmente 2 ambienti pavimentati con pavimenti in argilla. E credo sempre qui da Castelnuovo, eccolo lì, insomma, sì, bruttissima foto, dovete avere pazienza, ma sono degli anni '80, per cui, e vedete appunto arrivano anche culti tipicamente umani, come appunto il culto del dio Mercurio, che era il dio dei mercanti, e quindi probabilmente era un dio che sovrintendeva appunto attività mercantili che erano legate alla produttività agricola, ma anche alla produttività laniera. E comunque vi dicevo che queste ville potevano essere veramente molto articolate. Questa è stata ritrovata pochi anni fa all'interno dell'attuale base americana del DIN, nella zona appunto di Viale Ferrarin. È un grandissimo edificio rustico di età romana che nasce nel I secolo a.C., per cui siamo in piena fase di romanizzazione, ed è praticamente articolato in tre grandi strutture. Sulla destra abbiamo un grandissimo recinto per animali, attraversato al centro da un canale abbeveratoio. Nella zona centrale dell'insediamento invece abbiamo delle strutture, abbiamo una grande sala con pilastri in alto affacciata su un'aia centrale. La zona residenziale del proprietario terriero erano invece gli ambienti sulla sinistra, praticamente rimangono in maniera residuale, però erano praticamente organizzati attorno a un cortile centrale dotato di un pozzo. È un edificio che viene costruito nel I secolo a.C. e che ha una vita lunga perché diventa così monumentale soltanto nel I secolo d.C., a testimoniare comunque l'importanza, insomma, anche di alcuni fondi agricoli nel nostro territorio. Siamo nella zona appena fuori dalla città, ed è forse per questo che questa villa era dotata appunto di ambienti residenziali di una certa sontuosità, insomma, in cui il ricco possidente, che probabilmente magari anche risiedeva in città, aveva praticamente come punto centrale del grande fondo coltivato, e anche e soprattutto dell'attività di allevamento, perché questo grande recinto con l'abbeveratoia probabilmente era il cespite principale che dava da vivere appunto a questa famiglia. Anche a Costa Bissara è stato ritrovato un grande edificio rustico con diversi corpi di fabbrica distribuiti in maniera intorno a delle zone aperte. Questo ritrovamento è stato fatto negli anni '60 e qualche anno fa è stata riaperta la zona che vedete appunto contrassegnata con la campitura più scura. Anche questo era un grande edificio del I secolo d.C., di cui chiaramente rimane soltanto il fondo delle azioni, perché i livelli, sembra strano, ma però il piano su cui noi camminiamo in campagna è di poco più alto di quello di età romana, mentre in città a Vicenza le strade romane, gli edifici romani giacciono tra i 2,5 metri e i 3 metri di profondità. Da noi il terreno su cui camminiamo è essenzialmente lo stesso di età romana, che è stato continuamente rimescolato, rilavorato dalle arature, e per cui più delle volte i resti di questi edifici rurali consistono appunto
nella parte basale delle fondazioni e soltanto in alcuni casi si riesce a rintracciare traccia delle pavimentazioni di questi edifici. Da questo proviene un altro interessante reperto che ci parla dei culti di età romana, culti introdotti dopo che Roma ha conquistato l'Egitto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., in età augustea l'Egitto viene conquistato e praticamente c'è l'invasione dei culti egizi, l'arrivo della moda egizia anche da noi, e anche da noi in Italia intendo, e anche appunto a Castelnuovo vediamo appunto questo... Costa, quindi. Sì, aveva Costa Bissara, hai ragione. E anche a Costa Bissara vediamo appunto arrivare questi culti di origine molto molto lontana, che però si testimoniano appunto del sincretismo religioso che era tipico del mondo romano. I romani erano veramente, diciamo, assorbivano, includevano all'interno del proprio mondo religioso tutti i culti delle popolazioni con cui venivano in contatto, sia militarmente che pacificamente, a meno che questi culti non confliggessero con quello che erano gli ordinamenti dello Stato e dell'impero. Diciamo che i culti egizi non hanno creato problemi con Roma, sono stati tranquillamente inseriti all'interno del Pantheon romano. Quando è nato il cristianesimo, per questioni appunto di non riconoscimento della divinità imperiale, di non riconoscimento da parte dei cristiani del ruolo sacrale che aveva appunto Roma nell'impero, lì è nato il conflitto appunto con il cristianesimo. Mentre in realtà diciamo Roma era molto, molto permeabile. Anche perché avevano delle vocatio. Sì, erano molto comunque molto permeabili con i culti stranieri, a meno che sempre non ci fosse il conflitto con le No, ma anche basi perché loro dello dicevano che non Stato. potevano conquistare una città se non conquistavano prima gli dei della Sì, città. anche quello sì. E dicevo appunto che le nostre campagne erano appunto campagne, come sono state fino a pochi anni fa. La nostra campagna era campagna, si coltivavano i cereali, si coltivavano i legumi, si coltivava la vite, l'olio, si coltivavano piante da frutto, quindi fichi e quant'altro. E curiosamente vi ho fatto vedere questa immagine perché credo sia una delle pochissime raffigurazioni di lavoro agricolo che ci è pervenuto dal mondo romano. Abbiamo raffigurazioni di dei, abbiamo raffigurazioni di miti, abbiamo raffigurazioni di cortei trionfali, di vittorie, di quant'altro, di battaglie, ma la vita dei contadini era veramente non raffigurata. Questo è un mosaico che viene dal Nord Africa ed è un mosaico tardo del III secolo d.C., però vedete che appunto ci fa vedere in presa diretta quello che poteva essere appunto il mondo dei contadini, non diverso da quello che era fino all'Ottocento da noi. Come da noi fino all'Ottocento si utilizzavano i buoi per arare i campi, già lo facevano i romani fino a pochi anni fa. E al mondo sempre degli allevamenti e della campagna, altri oggetti votivi sempre ritrovati in contesti rurali. Questa è una laminetta bronzea ritrovata a Molina di Malo, dove ancora vediamo raffigurate le greggi all'interno probabilmente di quattro punti rotondi che potrebbero raffigurare o il recinto di queste greggi, o forse addirittura la proprietà di questo personaggio, forse una delle centurie della centuriazione quadrata. Chi lo sa, comunque è un tipo di oggetto votivo che è tipico del mondo venetico, ma continua a essere utilizzato ancora da noi tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. E vi dicevo, si coltivano i campi, però non è l'unica attività che viene svolta da noi. Da noi si coltivavano i campi, si piantavano alberi da frutto, si faceva il vino, ma c'erano altre attività che erano svolte nel nostro territorio. Da noi, sia già in età venetica e continua in età romana, è importantissimo l'allevamento sia di animali da lavoro o animali da traino, pensiamo ai cavalli, insomma pensiamo ai buoi, ma anche e soprattutto animali da cui ricavare materia prima per delle produzioni, ed essenzialmente le pecore e le capre. In età romana continua su vasta scala nel nostro territorio l'allevamento delle greggi per la produzione appunto di filati di lana e di panni di lana. E lo sappiamo perché spessissime volte all'interno degli insediamenti rurali si ritrovano moltissimi pesi da telaio
come questi che avete esposto qui, che ci parlano appunto del mondo contadino, ma del mondo anche manifatturiero della lavorazione della lana. In età romana, gli storici di età romana ci dicono che era sviluppatissimo nel nostro territorio, nel territorio veneto, la lavorazione della lana, tant'è vero che tutti i panni di lana dell'esercito, quindi le gualdrappe, le coperte, di tutte le regioni di Roma, dalla Siria fin su alla Scozia, erano praticamente prodotte con i panni di lana del Veneto. Non soltanto il Veneto produceva lana, però evidentemente i nostri produttori facevano un bel panno grosso che serviva appunto per questi usi militari. E tante volte appunto vi ho detto che non soltanto si trovano pesi da telaio, ma anche si trovano strutture relative appunto alla lavorazione della lana come strutture idrauliche, come delle piccole vasche per il lavaggio della lana. In località, nel fondo Antoniazzi di Isola Vicentina, è stato ritrovato questo edificio rustico che ha dato, all'interno del quale in uno degli ambienti è stato ritrovato appunto una vasca con una canaletta per portare via l'acqua che probabilmente serviva per il lavaggio delle lane prima del processo di filatura e di tessitura. Similmente anche a Santomio di Malo, in uno scavo fatto 30 anni fa, negli anni 90, all'interno dell'edificio rustico, che era organizzato essenzialmente affacciato su un cortile lastricato sulla destra con pozzo, c'era un lungo corridoio su cui si affacciavano diversi ambienti, uno dei quali, quello in basso a sinistra, presentava una vasca in coccio-pesto con canaletta che portava l'acqua e una canaletta che portava via l'acqua, quindi con un ricambio continuo, probabilmente appunto per il lavaggio delle lane, oppure dei filati, oppure dei panni. E qui bruttissima la foto, però è l'unica foto che ho trovato. E però diciamo che altre attività produttive nel nostro territorio erano legate ad altre materie prime molto presenti nel nostro territorio. Come ai giorni nostri l'argilla viene utilizzata per fare mattoni e vasi, altrettanto già in età romana il nostro territorio vede presenti molte attività di lavorazione, appunto, di produzione di laterizi e di ceramica. Recentemente, dove è stato fatto l'invaso di Caldogno, la cassa d'espansione, è stato individuato un grande insediamento produttivo dove veniva estratta l'argilla e venivano prodotti appunto dei mattoni. La piantina è bruttissima, però è quella che hanno pubblicato. In realtà questa zona, che era attraversata da una strada, che è quella traccia che vedete rettilinea lì in grigio chiaro, presentava delle grandi cave, fosse di cava, che sono quelle cose informi, rotonde che vedete, mentre sulla sinistra, al di qua del tracciato stradale, c'erano probabilmente delle tettoie di legno sotto cui venivano posti ad essiccare i mattoni che erano formati e che poi venivano cotti in una piccola fornace che è stata rintracciata, conservata in maniera molto residuale e che però ci testimonia appunto dell'utilizzo dell'argilla nel nostro territorio per produrre mattoni che venivano smerciati a largo raggio. La gran parte dei mattoni ritrovati nel Vicentino portano il timbro di un Tito Dellio Sareno, che è un personaggio che viene ricordato, anzi è un personaggio della cui famiglia sono state ritrovate 4 iscrizioni in città a Vicenza, padre, figlio e nipote, probabilmente tutte 3 generazioni dedicate alla lavorazione dell'argilla per la produzione di mattoni oppure tegole per tetti. E però anche, nel nostro territorio chiaramente veniva prodotta anche della ceramica locale, qui vedete appunto delle bottiglie da alcune tombe di Sarcelo, però la maggior parte delle tracce, l'ultima cosa vi spiego, nel nostro territorio, oltre ai reperti derivanti appunto i resti di fattorie, di ville rustiche, molti insediamenti che adesso magari non sono più rintracciabili sono designati dalla presenza di tombe. Sono diffuse nel nostro territorio in ambiente rustico dei piccoli sepolcreti probabilmente legati a questi piccoli insediamenti rurali, per cui diversi sono stati ritrovati nel nostro territorio. Io un po' vi faccio vedere i principali che mi ricordo. Qui siamo sempre in località Fossaniga, Isola Vicentina, dove meno di 10 anni fa è stata ritrovata una piccola necropoli con una serie di tombe in incinerazione
che vedete sono distribuite probabilmente non casualmente, perché i gruppi più vicini di tombe probabilmente erano pertinenti a persone che appartenevano allo stesso nucleo familiare. Erano semplici tombe, diciamo, a incinerazione, in cui l'ossario che raccoglieva le ceneri del defunto erano custoditi all'interno di cassettine fatte con tegole da tetto. Di Embrici. Di Embrici, sì. Oppure potevano essere delle semplici tombe scavate nel terreno, come questa, tristissima da vedere, però è una piccola tomba di incinerazione scavata, ritrovata a Malo, in via Bassano, che è praticamente al limitare del paese verso la campagna. Oppure che so, anche al campo romano di Schio, all'esterno dell'accampamento romano, è stata ritrovata una piccola necropoli del I-II secolo d.C. con tombe di incinerazione, appunto con vasi di corredo e ossuari deposti all'interno di cassette in mattoni all'interno delle fosse. Qui vedete appunto l'ossuario e altri vasi che contenevano le offerte per il defunto, la moneta per Caronte, alcuni chiodi che probabilmente erano pertinenti alla lettiga su cui era stato bruciato il defunto, perché essenzialmente i romani fino al II secolo d.C. utilizzavano per seppellire i morti il rito dell'incinerazione. Praticamente trasportavano il morto dopo il compianto in casa tramite una lettiga di legno, lo deponevano su una grande pira, bruciavano il cadavere, poi raccoglievano le ossa, le lavavano, le lavavano con latte o con altri comunque liquidi legati all'offerta, e raccoglievano il tutto dentro delle urne, e poi queste urne venivano deposte appunto all'interno di tombe realizzate o con delle cassette in laterizio, oppure anche semplicemente in una piccola fossa o in ceste di legno. Insomma, erano diverse le tipologie di tombe, e assieme alla tomba poi veniva chiusa, buttando dentro la tomba tutta la terra del rogo, probabilmente per assicurarsi che tutto ciò che era rimasto del defunto fosse conservato nello stesso punto. E assieme al defunto veniva deposto appunto un corredo che lo accompagnasse nell'aldilà con delle offerte di liquidi, offerte di cibo, e la monetina appunto per il passaggio del fiume dell'aldilà dello Stige. Qui invece siamo sempre a Schio, in zona via credo sia via Martiri del Lavoro, la nuova zona industriale. Comunque sì, ormai è la zona industriale di Schio, dove è stata ritrovata una necropoli con una ventina di tombe di incinerazione, e la cosa più strana è la sepoltura di un vitello, secondo una modalità rituale. Qui siamo già nel III secolo d.C., ma la sepoltura di un animale è una pratica funeraria tipica del mondo venetico, per cui vediamo che nel nostro ambiente, una pratica di culto anche funerario, la sepoltura dell'animale importante, una sepoltura di un animale totemico probabilmente, viene praticata comunque ancora in età romana, siamo III secolo d.C., per cui ben dopo la conclusione, diciamo, della veneticità nel nostro territorio, ed è sorprendente vedere appunto questa continuità rituale che perdura attraverso i tempi. Oppure, che so, siamo ad esempio a Sarcedo, in località Madonnetta. Negli anni '80 è stata ritrovata una piccola necropoli che vede appunto il passaggio delle due ritualità. I romani utilizzavano l'incinerazione, ma dal II secolo d.C., dalla seconda metà del II secolo d.C., per questioni probabilmente economiche legate al costo del legno, del legno per la pira, i romani si sono convertiti all'inumazione, per cui hanno iniziato a seppellire i morti. Appunto Sarcedo ci fa vedere alcuni esempi di tombe appunto a inumazione, ed erano praticamente tombe sempre dove la cassa era realizzata, il defunto era deposto o in una fossa semplicemente scavata nel terreno, o in una fossa con un rivestimento di ciotoli, oppure in una fossa più elaborata con una cassa fatta appunto sempre in tegole, con il sistema cosiddetto alla cappuccina, all'interno del quale il defunto veniva sepolto con i soliti oggetti di corredo. Vi ho fatto vedere, sì, abbiamo sempre i soliti oggetti per i contenitori di derrate alimentari offerte al defunto, e oggetti appunto di corredo personali, per cui bracciali come in questo caso, oppure che so, fibbie, orecchini in oro, anelli, collane in pasta vitrea. Qui siamo già tra III e IV secolo d.C., è una necropoli tarda che comunque testimonia che a Sarcedo la gente aveva comunque un buon livello di vita.
perché comunque era una comunità contadina, ma probabilmente non si era ancora subito da noi le difficoltà dovute alle prime incursioni barbariche, perché alla metà del III secolo d.C. i quadi, i marcomanni arrivano dal nord, ci sono le prime incursioni barbariche nella zona della pianura padana, ma sembra che da noi queste zone periferiche, le nostre zone che sono comunque periferiche rispetto alle vie principali di percorrenza di queste invasioni, vivono comunque una situazione abbastanza pacifica e paciosa, diciamo, per cui il livello anche di queste popolazioni è buono. E l'ultimo oggetto che vi voglio far vedere è appunto un prezioso reperto trovato sempre in una delle tombe di Sarcedo, che ci testimonia comunque un nuovo cambiamento della romanità nel nostro territorio, perché è una piccolissima laminetta in oro che è stata ritrovata avvolta praticamente e annodata al collo di una bambina che era sepolta in una di queste tombe, una bambina di 12 anni, ed reca un'iscrizione, questa laminetta in oro, in cui le prime due righe sono caratterizzate da alcuni simboli che non sono lettere, ma sono simboli magici, provenienti di un rituale magico di protezione di questa defunta, e le 3 righe sotto ricordano i genitori, è un augurio ai genitori verso la loro bambina morta in tenera età, 12 anni, perché le divinità dell'oltretomba la proteggano nel passaggio dalla morte, dalla vita alla morte. E la cosa curiosa è che l'invocazione da parte di questi 2 genitori si rivolge a degli anceli, una cosa strana, anceli, c'è proprio scritto ancelos, no? E qualcuno ha detto, ma allora siamo in presenza di una iscrizione cristiana, è un'iscrizione del III secolo d.C. In realtà non è un'iscrizione cristiana, perché ci sono delle lettere magiche. Il cristianesimo ha sempre condannato la magia, però gli angeli erano probabilmente quelle figure di collegamento tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, probabilmente delle figure simili a quelle figure intermedie dei culti mitraici, e ci parla appunto della presenza probabilmente anche da noi di religiosità non romane, ma probabilmente arrivate da Oriente, dall'esterno, e che hanno appunto caratterizzato il credo religioso di queste popolazioni che vivevano qui da noi nel III-IV secolo d.C. Con questo io ho concluso, Grazie, molto spero gentile. di non